Non c'è stata proprio partita. 18-3 in favore della linea guidata dal presidente Gravina. Play-off e play-out in caso di nuovo stop al campionato. È stato questo l'esito del Consiglio federale avvenuto a Roma, che ha approvato le linee guida proposte dal presidente della FIGC da applicare in caso di una definitiva interruzione della Serie A. In caso di necessità, infatti, l'algoritmo servirà a stabilire le squadre qualificate in Europa e le retrocessioni. Nel campionato cadetto sarà l'algoritmo a stabilire play-off, play-out e retrocessioni. Il Consiglio federale ha infine deciso che Monza, Vicenza e Reggina saranno promossi in Serie B. Non c'è proprio pace per Luka Jovic. Il calciatore del Real Madrid è di nuovo protagonista di un caso che lo ha fatto finire nella bufera dei media. L'attaccante, nel mirino di club italiani come Milan e Napoli, è riuscito a far infuriare la dirigenza dei Blancos per una foto postata su Instagram e poi rimossa, che lo ritraeva fuori da un campo da calcetto intento a grigliare con amici. Jovic, che aveva violato la quarantena a inizio lockdown, dovrebbe stare a riposo assoluto per riprendersi dall'infortunio, invece si diverte tra barbecue e amici con tanto di tutore al piede destro. Per questo il Real Madrid si è nuovamente infastidito per gli atteggiamenti poco professionali del calciatore serbo, pagato 60 milioni di euro la scorsa estate. Sospiro di sollievo e sorriso in casa a Barcellona. Dopo aver saltato le ultime 2 sessioni di allenamento per una lieve contrattura muscolare al quadricipite destro, Lionel Messi è tornato sabato mattina ad allenarsi sul terreno del Camp Nou a una settimana dalla partita contro il Mallorca in quella che sarà la prima giornata di Liga post-Covid. In realtà già da alcune ore filtrava ottimismo da parte del club blaugrana sulle condizioni dell'argentino e tutto lascerebbe pensare che sabato prossimo sarà regolarmente a disposizione di Setien. Anche la Mercedes finisce il suo lockdown. Con un comunicato sui suoi canali social, la scuderia campione del mondo annuncia il ritorno in pista. Si riparte dall'Inghilterra sul circuito di Silverstone. Il primo impegnato sarà il finlandese Valtteri Bottas, che correrà martedì, mentre il giorno dopo è atteso sul circuito di casa l'iridato Lewis Hamilton. Entrambi guideranno la Mercedes del 2018, mentre il team appronterà i protocolli prima di tornare a correre in Austria il mese prossimo. Si rispetterà il protocollo di sicurezza che obbliga ciascun team a non poter avere a propria disposizione più di 80 persone per prevenire il rischio di contagio.